Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palasantoro di Sassari. Torna la pallamano femminile anche a Sassari sulle frequenze di Directa Sport. L'inizio è col botto, c'è subito il derby sassarese che andremo a raccontarvi tra Lions e Sardegna Handball Team. A introdurci e a farci compagnia in questo rapido prepartita il neo coach, ma vecchia conoscenza delle Lions, Zucchi Pastor. Ti ruberei anzitutto una battuta su questo tuo nuovo ruolo. Dopo anni abbandoni il parquet, ma di fatto non del tutto, visto che sei lì seduta in panchina. Sì, sicuramente è per me una nuova avventura, però non lo nego che inizia a piacermi. Abbiamo avuto il debutto a Cassano settimana scorsa, vabbè, l'allenatore lo faccio da un paio d'anni, però nel settore giovanile a non giocare più un po' mi dispiace, però ho preso questa decisione e voglio vedere cosa riesco a fare dalla panchina. Una squadra, la tua, in buona sostanza molto rinnovata, avete come sempre di fatto puntato sulle giovani, quest'anno avete ulteriormente abbassato l'età media, anche se poi ci racconterai è anche comunque arrivata qualche giocatrice d'esperienza a rimpiazzare comunque qualche addio rispetto alla stagione scorsa. Sicuramente la nostra squadra è un bel gruppo, non lo nego che mi fanno ogni giorno sorprese positive, c'è da lavorare. Ti dico soltanto che l'età delle ragazze è da 14 a 17 anni la maggior parte. Non li chiamo neanche piccole perché secondo me è l'età giusta per sapere cosa vogliono fare da grandi, quindi adesso devono fare esperienza, non sono da sole, hanno a fianco alcune ragazze più esperte che hanno alcune bel curriculum dietro, è un misto. Siamo qui per crescere, per lavorare, non abbiamo fretta sicuramente, però ogni volta scendiamo in campo per far bene, per migliorare noi stessi, perché migliorando noi stessi sicuramente cresce la squadra e l'obiettivo nostro è quello di formare delle atlete. Formare delle atlete, crescere, lavorare, però chiaramente lo sport, il risultato recita un ruolo fondamentale. Ti chiedo in termini proprio di risultato quale può essere l'obiettivo delle Lions per questa stagione? Allora, io non lo nego, sarà un bellissimo girone perché è molto più forte dell'anno scorso. Abbiamo due squadre che vengono dal campionato di A1, Brescia e Dossobuono. Credo che ogni partita sarà molto costruttiva per noi. Io scendo in campo con le mie atlete ogni volta per vincere, non mi è indifferente come va la partita. Se perdo vuol dire che non sono pronta e cercherò sempre di migliorare. L'ho dichiarato 2 anni fa quando siamo partiti con la 2 che il mio sogno è quello di arrivare con la Lions in A1. So che c'è bisogno di tempo, non ne ho fretta e vediamo quello che riusciremo a raccogliere quest'anno. Ultimissima battuta, prima al Palasantorum, non la prima del campionato, come ci hai raccontato. Le emozioni del derby, se è possibile raccontarle. Allora, le emozioni sono bellissime, il derby è sempre una partita un pochino diversa, però noi siamo serene, tranquille e concentrate, abbiamo di fronte una squadra che ho grande rispetto per l'allenatrice, per tutte le atlete, molte li conosco molto bene. Sicuramente sarà una partita tosta, dura, difficile, corretta e speriamo di fare vedere al pubblico anche una bella pallamano, che è quello che ci auguriamo. A pochi metri da noi le squadre sono praticamente pronte a disputare questa stracittadina. Io ringrazio Zucchi Pastor per averci fatto compagnia in questo rapido prepartita. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ci sentiamo tra pochissimo per la diretta di Lions Sassari Sardegna Handball Team. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Non senti l'ululato?
Metigio Expo apre i cancelli e torna con la sua terza edizione. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tenso Struttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla 2 giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a quattro zampe. Cerca Metigio Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolvia@virgilio.it. Per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a quattro zampe. Ti aspettiamo! Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Faris si apprestano a raccontarvi Lions Sassari Sardegna Handball Team. È la seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile, squadre che stanno guadagnando il centro del campo, pronte a contendersi questi 2 punti che mette in palio la stracittadina. Noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le giocatrici a disposizione dei 2 allenatori, a partire per dovere di ospitalità della Sardegna Handball Team di Barbara Tetti, che può schierare con il numero 1 Laura Piu col 2, Maria Camilla De Murtas col 3, Paola De Lusso col 4, Giulia Sedda col 5, Fabiana Idili col l'8, Marta Chessa col 12, Giulia Fois col 13, Ramona Sandu col 15, Roberta Riu col 16, Carlotta Usai col 19, Viviana Porcu col 20, Marta Marras col 29, Piera Zorda col 33, Marianna Mastino col 78, Domenica Sata col 99, Tania Pintus risponde la formazione di Zucchi Pastor, la Lions Sassari con il numero 1 Martina Giona col 2, Giada Podighe col 4, Martina Del Rio col 5, Sara Scanu col 7, Valeria Mazzitelli col 9, Fatou Ndiaye col 13, Giulia Reccagni col 14, Cinzia Canova col 15, Francesca Cau col 16, Margherita Lepori col 17, Giulia Di Bona col 21, Martina Unida con l'88, Cristina Piras col 97, Claudia Amadeo col 99, Veronica Furesi, squadre praticamente pronte a dare vita a questo derby tutto sassarese. A dirigere l'incontro saranno Andrea Pepe e Carmen Onnis. Dicevamo seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Nella prima partita entrambe le squadre turritane sono state sconfitte, una in casa, quella di Barbara Tetti, che ha perso contro Dossobuono con il punteggio alto di 39-31, mentre invece le Lions hanno ceduto in trasferta sul campo di Cassano Magnago, sconfitta di misura 20-22. Nella prepartita Florentina Pastor ci ha illustrato su quelle che sono le mission da compiere da parte delle sue ragazze. Dicevamo, squadra decisamente ringiovanita rispetto a quella dell'anno scorso, anche profondamente rivoluzionata nell'organico. Sono rimaste poche ragazze rispetto all'anno scorso, Lions che hanno abbassato l'età media, mentre per quello che riguarda il Sardegna Handball Team, organico quasi tutto confermato,
rinforzi arrivano proprio da casa Lions, tra le altre Ramona Sandu, Marta Marras e Marianna Mastino, che quest'oggi vedremo con la maglia del Sardegna Handball Team, squadra che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione. Maglia giallo-nera, pantaloncini neri per le leonesse, invece maglia verde e pantaloncini neri, primo attacco per la squadra di Teti, con Delussu che va da Satta, ancora per il suo numero 3, Zorda, circolazione prolungata tra centrale e terzini. Satta va da Delussu, collassa verso il centro, la difesa, la squadra in maglia verde, intervento irregolare. Il fischio arbitrale, primo 7 metri della partita, si assumerà la responsabilità della battuta Marta Marras. Arriva il primo gol della partita. Marta Marras, che non è l'ex di turno, così come avevamo erroneamente detto poc'anzi, scambiandola con l'omonima Chessa, che siede momentaneamente in panchina con il numero 8, dato via il primo minuto di gioco. Sardegna Handball Team avanti con il punteggio di 1-0. Primo attacco anche per la squadra in maglia verde, con il tiro da lontano di Ndiaye. Parapiu, che mantiene ancora immacolata la propria porta. Qua bella palla in pivot, dall'altra parte altra parata di livello. Il primo intervento della partita per Martina Gione, estremo difensore, classe 1989, a disposizione di Pastor. Intervento che trova l'approvazione del preparatore dei portieri Eugenio Casada. Punteggio che dunque resta sull'1-0. Lions che orchestrano questo attacco con Di Bona, che va da Ndiaye, va da Canova, si muove sui 6 Mazzitelli, poi per Ndiaye, per Di Bona. Farà bene la difesa del Sardegna Handball Team, con Sandu che va a fermare fallosamente Ndiaye. Gioco già ripreso dalle mani di Mazzitelli, arrivando da Canova, passando per quelle di Ndiaye. Di Bona, Canova, ecco il suo, il primo gol delle leonesse. Una delle giocatrici più esperte a disposizione di Pastor, ex Verde Vita e Sassari 76. Ora Zorda da Delussu, va per da Sata in ala per Sandu, traversa gol, il primo gol dell'ex per Ramona Sandu. 2-1. Piras va a toccare uno dei primi palloni della sua partita. Di Bona a scambiare con Canova, poi Ndiaye con una presa difettosa. C'è il fischio contro la difesa, nella fattispecie è stata Piera Zorda a commettere l'irregolarità. Di Bona a Canova, sale Mazzitelli, Canova per Ndiaye, per Di Bona che prova a mettersi in proprio. Il cartellino giallo per Zorda, 9 metri per Lions, con l'attacco per rimettere in equilibrio il punteggio. Canova per Ndiaye, per Mazzitelli, per Di Bona, per il fischio stavolta contro Domenica Sata. Il derby dell'anno scorso protagonista di una prestazione devastante per la difesa delle Lions, che non era in nessun modo riuscita ad arginarla. Altro fischio sempre contro la squadra in maglia gialla. Zitelli da Ndiaye, Piras da Di Bona.
Si alza il braccio degli arbitri, si apre la difesa del Sardegna Handball Team. Arriva il gol di Giulia Di Bona. Punteggio di 2-2 dopo 5 minuti di poco abbondanti di questo primo tempo. De Lussu da Zorda, ancora per il suo numero 3. Satta si muove sui 6 metri, Riu non riceve, poi ancora Satta. Il fischio è antecedente rispetto allo scarico in ala. Deve essere mossa Idili a rettificare il punto di ripresa delle operazioni. Satta da De Lussu, un palleggio ancora per il suo terzino, ad andare via Di Bona, ancora bene la difesa Lions, non è rimesso in gioco da Riu. Ora Idili, Zorda, Satta da De Lussu, Satta con spazio per la rincorsa, lavora bene il muro verde. Il Sardegna Handball Team che rimane nella metà campo offensiva. Satta da Sandu, conclusione larga, punteggio che rimane sul 2-2. Di Bona da Canova, di Aie. Se 2003, Fatoum di Aie, giocatrice di origini senegalesi. Ancora Canova dal suo numero 9, la Di Bona in posizione di terzino sinistro. Sandu a lavorare a impedire la ricezione di Canova, che viene solo rimandata. Tiro del numero 14 disinnescato, il piedone di Laura Piu. Si ferma il cronometro. Al Palasanturu, 23,2 secondi al termine del primo tempo qui al Palasanturu di Sassari. 2-2 la Lions e Sardegna Handball Team, derby sassarese, girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Movimento di Di Bona che riceve e non trova lo specchio della porta. Rientra la squadra di Pastori in difesa. Satta prova a fare tutto da sola, viene arginata in maniera fallosa. De Lussu da Zorda, Idili, De Lussu, Satta, Zorda va in ala da Idili, angolo tiro complicato. Idili che si attarda a rientrare, non ne approfittano le Lions con ristabilita la parità numerica nella metà campo offensiva della squadra di Pastor. Buona da Canova, sale ma non riceve Scanu, fischio contro l'attacco. Zorda da Satta dall'altra parte, Riu ancora da Satta, accompagnata per le terre da Di Bona, che rimedia il cartellino giallo. De Lussu da Zorda per Idili, Satta, la prevedibile per Sandu, sporcata ma non recuperata da Scanu. Allora ancora attacco per la squadra di Barbara Tetti. Sul fondo trova l'apertura rapida di contropiede, era stata precisa da parte di Giona. Piras non controlla il passaggio del suo portiere. Satta in qualche maniera riesce a trovare Zorda. Ora De Lussu,
invece prodotto del Vivaio Nuorese, che rimane a terra proprio il numero 3 dopo il contatto per un avversario, contatto duro ma non ritenuto meritevole di fischio da parte delle direttrici di gara, che come abbiamo già ricordato sono Carmen Onnis e Andrea Pepe. Di Bona da Ndiaye, ancora per Canova, il suo uno dei 2 gol delle Lions, il taglio in posizione di doppio pivot per il numero 14. A 19 minuti 54 dal termine del primo tempo, punteggio basso al Pala Santoro, 2-2. Sfera rimessa in gioco da Mazzitelli, Di Bona, Ndiaye da Piras. È stato un 2 minuti per Zorda, se non andiamo errati. Qua Idili buca l'anticipo, si aprono spazi nella retroguardia del Sardegna Handball Team. De Lusso è andata a subire altro colpo, viene temporaneamente sostituita da De Murtas. Sata, De Murtas ancora per il suo numero 78, va in ala da Idili, presa difettosa del numero 5. Fischio contro Piras, cartellino giallo anche per il numero 88. De Murtas. Piras a negare la ricezione a Sata. Ora si va in ala sinistra dove Sandu fa tutto da sola e trova il gol, diventando così prima marcatrice multipla della sfida a quota 2 reti personali. Dall'altra parte Piras, disturbata fallosamente da Idili, cartellino giallo per il numero 5 del Sardegna Handball Team. Chance dai 7 metri per Fatou Ndiaye, debutta nella partita anche Marianna Mastino, una delle ex della sfida. Il duello con Fatou Ndiaye. Fischiano gli arbitri, va Ndiaye, trova il fondo della rete. Nuova parità a quota 3 grazie al gol della classe 2003. Sata da Idili, rientra tra i pali. Un attacampo non inquadrato da Andrea Farris, Laura Piu, De Lusso da Sata. Ancora per il centrale, Sata, bella palla in ala per Fabiana Idili, arriva la parata di Giona. Raccoglie nuovamente gli applausi dalla sua panchina. Ndiaye dall'altra parte, con spazio, si eleva e batte Piu, il punto del 4-3. Attacca contro la difesa schierata il Sardegna Handball Team. Zorda nel frattempo è rientrata sul terreno di gioco. Sata da Sandu, ora per il numero 78, fin qui ben arginata. Sandu con lob, approfittare del passaggio di Sata, che aveva fatto collassare su di sé tutte le attenzioni della difesa. Dall'altra parte la parata di Piu, il fischio per il contatto portato da Roberta Riu a Schianu. Canova da Di Bona per Ndiaye, parità a quota 4. Canova ancora per il numero 17, portato esperienza e mestiere, una squadra giovanissima, proprio Di Bona per il 5-4. 2 gol anche per lei. Gara che rimane in equilibrio questo primo quarto.
di partita che sta per andare via, 16 e 6 secondi al termine. Un po' palla persa qua da Satta, non troppo convinta della bontà della decisione arbitrale. Dall'altra parte Dibona, arginata proprio dal rientro del numero 78, termina a terra. Nessuna conseguenza rilevante per la 27enne Dibona. Ndiaye, circolazione ben distante dai 9 metri tra centrale e terzini. Si posiziona sui 6 Mazzitelli, guardata vista da Zorda Idili. Parte Ndiaye, arriva il pasticcio della migliore marcatrice fin qui delle Lions, al pari di Dibona a quota 2. Il pallone rimesso in gioco. Ndiaye proprio da Dibona, chiamata fallosamente Mazzitelli. Dibona da Canova, si butta ancora una volta sui 6 metri. Ndiaye dà un'occhiata in ala, poi risceglie la fascia centrale. Pallone per Dibona, fischio contro Satta. Dibona proprio da Ndiaye, tra presa difettosa qui della numero 9 Piras. Passaggio pericoloso per Canova, che comunque va a bersaglio, si va in ala da Scanu. E per lei, così come per Idili in precedenza, angolo complicato di tiro. Arriva la palla persa per il tocco con il piede di Satta. Una nuova chance offensiva per le leonesse in maglia verde. Canova da Dibona, Ndiaye sale Mazzitelli, collabora alla circolazione. Canova trova il gol, ma non è impeccabile Piu, si è fatta sorprendere dal tiro tutt'altro che irresistibile di Canova. Si ferma la partita, la ferma Barbara Tetti sul punteggio di 6-4, il massimo vantaggio per la squadra di Pastor. Noi approfittiamo della pausa per ricordarvi quelle che sono le altre due sfide della seconda giornata di questo girone A del campionato di Serie A2, tornata di campionato che si completa con le sfide tra Leonessa Brescia e Cassano Magnago e Dosso Buono contro Ferrarin, classifica di facile lettura dopo i primi 60 minuti stagionali, con Brescia, Dosso Buono e Cassano Magnago a quota 2, quota 0 Lions e Sardegna Handball Team a fare compagnia alle formazioni sarde. Ferrarin, arbitri nel cerchio del centrocampo a richiamare le squadre in campo a 13 minuti e 34 secondi rispetto a 13:34 dalla sirena di fine primo tempo. Prima frazione che sta andando via sui binari dell'equilibrio. Bel fischio arbitrale che fa ripartire le ostilità. Zorda da Idili, si va ancora dal numero 5 in ala, che problema in attacco ora per la squadra di Tetti. De Lusso da Satta, proverà a togliere le castagne dal fuoco, sceglie Sandu, si va da De Lusso che batte in velocità Canova. Il fischio contro l'attacco, pasticcio dall'altra parte di Mazzitelli. Zorda per Idili, spazio per il numero 5 che trova il primo palo.
Comunque ristabilito il gap minimo, il 6-5 a 12:30 dal termine del primo tempo. Canova da Dibona, il numero 14, palla un po' così per Ndiaye, che riesce comunque a controllarla, poi forza la conclusione che stavolta viene ben neutralizzata da Piu. Passata a avanzare in palleggio, servire Zorda, Idili stavolta centra la figura di Giona, esulta dopo la parata, corre Piras, fermata da Delussu. Contatto duro, fair play tra Delussu e Piras. Ndiaye a schiacciare per terra, il servizio per Dibona. Canova ora dal suo numero 17, che dà un'occhiata a Scan, non ha modo per servirla. Allora prosegue la circolazione perimetrale con Ndiaye e trova il primo palo. Di nuovo +2 per Lions, arrivano gli applausi in panchina da parte di Pastor, soddisfatta di questi primi minuti di gara della sua squadra. La parata di Giona, prova a correre in contropiede con l'apertura rapida, si prende qualche rischio di troppo, Piras non può controllare. Allora Sata per il Sardegna Handball Team, prende lo sfondamento Canova. Sacrificio difensivo ripagato dal fischio arbitrale. Sata che ha perso il controllo del corpo, è andata a travolgere giocatrice ora con la palla in mano, scambiato con Ndiaye. Dibona, Canova dà un'occhiata al suo numero 17, non ha modo per servirla, lo fa in un secondo tempo, non trova l'abbrivio per il tiro, ostacolata da Sandu. Ndiaye vicino al pasticcio, trova in emergenza Canova. Si ferma di nuovo la partita al Palasantoru, 7-5 per le Lions contro il Sardegna Handball Team, stracittadina sassarese, per la Serie A2, pallamano femminile girone A. Rapidamente a ricordarvi le giocatrici che sono andate a segno in questi primi 20 minuti mal contati di primo tempo per la squadra di Pastor. 3 reti per Ndiaye, 2 a testa per Canova e Dibona. In casa Sardegna Handball Team 3 reti di Sandu, una di Idili e una di Marras. Intanto Casada a curare il time out dei portieri. Un paio di interventi importanti da parte di Giona. Farà da chioccia a Veronica Furesi, giovane portiere, ancora non ha debuttato nella partita, classe 2003. Squadre che tornano in campo. Punteggio di 7-5 a 10-15 all'intervallo. Canova da Dibona, ripartito il derby. Ndiaye ancora per il suo numero 17, proprio Dibona a trafiggere Mastino, che è tornata sul terreno di gioco dopo che era stata impegnata solo nel tentativo di neutralizzare il 7 metri di Ndiaye senza riuscirci. Entrando nella fase finale di questo primo tempo, prova a scappare la squadra di Pastor. Fischio contro la difesa. Sata, palla prevedibile qua per Delussu, capisce tutto Canova. Dibona
cerca Mazzitelli, non trova la linea di passaggio, poi brutta palla qui per Scanu, si era liberata sui 6 metri, comprensione, palla persa. Pallone rimesso in gioco da Mastino, da De Lussu passando per Satta, Pintus da Idili, debutta nella sfida anche per il numero 99 di Tetti, Satta, De Lussu, ancora Satta, prova a infilarsi tra le maglie difensive delle Leonesse, lavorano bene in difesa. Ora Pintus da De Lussu, palla di ritorno proprio per il numero 99, Idili, riceve ancora da Pintus, tra parata da parte di Giona, la Lions in attacco per aggiornare il massimo vantaggio. Di buona da Ndiaye, era Canova, Sandu, guardare a vista proprio Canova, Ndiaye, arriva la parata da parte di Mastino, fa un po' forzare la conclusione, il numero 9 dall'altra parte, bella palla per Idili che trova il primo palo, 2 gol simili da parte di Fabiana Idili che sorprende sul primo palo Giona. 8-6 dall'altra parte Piras a ristabilire il +3 col primo gol della sua partita. Da De Lussu, Idili da Pintus, ancora per De Lussu, Satta, ora Sandu, Satta. Finora silente la prestazione del numero 78, attenzione al talento di Domenica Satta, giocatrice di talento, esperta del classe 78, ex Regalbuto Teramo e Nuoro dal 2017 a difendere i colori del Sardegna Handball Team. Ecco proprio Satta va a scheggiare il palo sinistro, una Giona che difficilmente sarebbe riuscita a evitare il primo gol della partita da parte di Domenica Satta. Con Ndiaye, Di Bona a scambiare ancora col numero 9 per Canova che si infila nello spazio, la sua conclusione trova solo il palo. Idili con una bella palla per De Lussu, palo del numero 3, allora Di Bona in palleggio, Satta corre bene con lei, la disturba, non c'è fischio, e allora Mastino a far ripartire l'azione delle sue compagne. Pintus a ricevere da De Lussu, andare da Idili, poi Satta, finta di tiro, l'infrazione di passi da parte di Domenica Satta, ora si attarda nel rientro difensivo, lascia tanto spazio al tiro di Canova, parato da Mastino, e allora Satta, palla imprecisa per Idili. Grande idea qui per il numero 78, palla pericolosa, è diventata anche persa, non mancano 5 minuti e altrettanti secondi al termine del primo tempo al Pala Santorum, 9-6 per chi attacca. Canova, sale Scanu, De Lussu a negare la ricezione a Di Bona, poi Ndiaye, con una presa un po' così, si va in ala da Piras, sotto la traversa il gol della sinistra con il numero 88.
giocatrice, l'HC Sassari, De Lusso, la Satta, Idili, spintonata da Piras, poi Satta, altra palla persa, Satta che sorride in maniera ironica. Tanto qua il rischio di palla persa di Canova, che poi trova sui 6 metri Mazzitelli, tiro che termina sul palo, poi Sandu fermata fallosamente da Di Bona. Gioco che riparte dalle mani di Marta Marras, poi Zorda, ecco De Lusso proprio per il suo numero 20 scambiare con Idili, palleggio per Marras che va in ala, ancora per Idili, ancora sul primo palo, terzo gol personale per Fabiana Idili, raggiunge Sandu, quota 3 reti realizzate. Di Bona da Canova, ancora per Ndiaye, Canova, un'occhiata a Scan, poi in palleggio, sceglie Fatou Ndiaye, è stata a tirare sopra il muro della difesa del Sardegna Handball Team, che le nega una piccola parte di porta, complicandone comunque il tentativo di portare sé e la sua squadra a quota 11. De Lusso, Marras si infila tra Piras e Ndiaye, disturbata al momento del tiro. Il fischio contro la difesa, 2 minuti per Cristina Piras, chance dai 7 metri per Marta Marras, 2:37 dall'intervallo. Fa Marras, spiazza Giona, -2 Sardegna Handball Team. Scanu da Canova per Di Bona, Ndiaye, Di Bona, Canova, attacca in inferiorità numerica la squadra di Pastor. Scanu, Canova, fermata dal trio composto da Zorda, De Lusso e Idili. Di Bona da Ndiaye, De Lusso che nega la ricezione al numero 17, allora si va da Canova, contatto duro con Sandu, collisione tra ex compagni di squadra. Canova da Di Bona, lavora forte De Lusso, altro fischio del duo arbitrale, si riparte dai 9 metri dalle mani di Valeria Mazzitelli. Di Bona si va da Scanu, dice di no Mastino, sulla carambola Giona abbandona i propri 6 metri per far ripartire con maggiore celerità l'azione della sua squadra. Canova in ala per Scanu, che si libera della guardia di Riu, salvo poi trovare solo il palo. Idili da Marras, posizione difensiva corretta per Giulia Di Bona, altro sfondamento preso la difesa della squadra. Ora palla in mano con Ndiaye da Canova, passando per Di Bona, rientra Piras. Ultimi 30 secondi, verosimilmente ultimo attacco del primo tempo per la squadra in maglia verde. Ndiaye da Canova, Di Bona non può ricevere, allora si va da Ndiaye. Piras, si apre la difesa del Sardegna Handball Team, arriva il fischio contro Mazzitelli. L'ultimo tiro del primo tempo per il Sardegna Handball Team, brutta palla persa dalle Leonessa, dall'altra parte Canova a punire l'indecisione, ed è questa l'ultima giocata del primo tempo al Palasantorum. I primi 30 minuti di gara che vanno in archivio con
Le Lions Handball Sassari in vantaggio con il punteggio di 11-8 sul Sardegna Handball Team. Noi ci prendiamo una decina di minuti di pausa, giusto il tempo di rifiatare. Ci risentiamo per il secondo tempo della sfida. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tenso Struttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla 2 giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a quattro zampe. Cerca Meticcio Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolvia@virgilio.it. Per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a quattro zampe. Ti aspettiamo! Amici di Diretta Sport, di nuovo live dal Pala Santoru. Inizia in questo momento il secondo tempo di Lions Handball Sassari Sardegna Handball Team, derby sassarese valevole per la seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Diretta Sport vi racconterà tutte le partite interne della squadra allenata da Florentina Pastor, che ora orchestra il primo attacco del secondo tempo. Prima frazione andata in archivio proprio con le Leonesse in vantaggio con il punteggio di 11-8. Un tempo tutto sommato equilibrato. Nella parte finale, o meglio nella seconda parte, si è venuto a creare un piccolo gap tra le due squadre, l'ordine sempre delle 3 lunghezze massimo. Nel primo gol del secondo tempo arriva alla mano di Paolo De Lusso, dall'altra parte Sandu, un'occhiata a Giona, forse parte con un pelo di anticipo, lasciando sguarnita una porzione rilevante di porta, con parziale di 2-0 in apertura di ripresa per la squadra di Barbara Tetti, che torna sul -1. Canova da Ndiaye, buona anticipata da De Lusso, sale Mazzitelli per liberare il numero 17. Ndiaye può sfruttare la maggiore velocità nel duello con Sata, che la ferma fallosamente. Gioco ripreso dai 9 metri dalle mani di Mazzitelli. Scambiarsi ripetutamente la sfera Ndiaye e Canova. Di Bona riceve ancora grazie alla collaborazione di Mazzitelli. Piras per Ndiaye da Canova, provava a battere Sandu. Fischio contro la difesa. Lions ancora alla caccia del primo gol del secondo tempo. Ci prova Di Bona. Tiro sporcato dal muro. Paramastino dall'altra parte De Lusso. Corre bene la squadra di Barbara Tetti. Fabiana Idili riequilibra la gara allungando il parziale. Questa apertura il secondo tempo, 11 pari a 27 e 17 dall'intervallo. Canova da Ndiaye, le Mazzitelli rischiando qualcosa, poi Di Bona fermata da De Lusso. Ottima uscita dagli spogliatoi della squadra di Barbara Tetti. Ndiaye da Canova, Di Bona, Ndiaye, Canova trova il secondo palo.
diventa la miglior marcatrice della sua squadra, quota 4. Non poteva che essere il suo il primo gol di questo secondo tempo. Sandu da Satta, abbrancata da Dibona. Satta ancora alla caccia del primo gol della sua partita. Si muove sui 6 metri Ryu Satta, muro di Dibona, favorire la parata di Giona, l'apertura rapida di contropiede precisa per Piras. Mastino col piedone, poi è più reattiva sulla palla vagante Massitelli. Grande parata qui di Marianna Mastino. Dibona, Canova, centimetri dallo sfondamento. Mastino a dire di no a Scanu. Ora prova a correre il Sardegna Handball Team con Sata che va a pescare il taglio sui 6 metri di Sandu. Dibona chiedeva l'invasione, non è lo stesso avviso Onnis. Dirige assieme a Pepe questo derby. De Lussu, Sata ancora per il numero 3. Elabora la circolazione anche Zorda. E la parata di Giona tra l'apertura rapida di contropiede da parte di Dibona. Stavolta un pesca Piras, siccome fatto in precedenza. Mastino a vita a faccia, dall'altra parte Sata, un po' di spazio per trovare la conclusione. Arriva il fischio per l'irregolarità commessa da Dibona. Pallone per Idili, scambiare con Zorda, poi De Lussu. 12 pari. (4-1) il parziale per il Sardegna Handball Team. Questo avvio di ripresa, sono andati via 5 minuti abbondanti. Canova, si muove Mazzitelli, palla prevedibile per il numero 7, la palla persa per Lions. Sata per De Lussu, palla troppo lunga, irraggiungibile per il numero 3, ora si attarda anche nel rientro, c'è spazio per il contropiede Lions. Fischio contro la difesa, parata di Mastino che era arrivata a gioco fermo. Guadagna minuti importanti sul parquet il giovane estremo difensore classe 2000. Gli da Canova, riceve Dibona, brutta palla qui per il numero 14. Si salva in qualche maniera la squadra di Pastor, poi Ndiaye da Dibona, si infila tra le maglie difensive del Sardegna Handball Team. Gol di Giulia Dibona. Lions che tornano in vantaggio 13-12. De Lussu da Satta, Sandu, Satta, De Lussu. Zorda a giocare a 2 con Idili, palo interno, quella sfortunata la giocatrice col numero 5. Si era liberata per il tiro. Canova da Dibona, adesso a trovare Scanu, allora va da Canova, trova il gol nonostante il disturbo di Sandu. Ora segno Cinzia Canova, sono 5 reti realizzate. La 27enne col numero 14. Tornano 2 i gol di vantaggio per le Lions. Tanto qua De Lussu anticipato da Dibona. Prova a premiare il rivorchio di Scanu, quella troppo arretrata. Dall'altra parte contro palla persa, Canova va via in palleggio. Attimi di pallamano non eccezionali, con tanti errori. Dall'altra parte Sandu a cercare Zorda. Idili. De Lussu da Satta. Sandu. Ora per il numero 78. Sotto mano da Zorda. Poi Satta.
il fischio arbitrale. 2 minuti per Valeria Mazzitelli. De Lussu. Riprende ora il gioco, ecco la ricezione del numero 3 Idili a dialogare con Zorda. De Lussu, Satta si muove bene, la palla nell'attacco del Sardegna Handball Team. Stavolta Giona non si fa sorprendere sul primo palo, neutralizza il tiro di Sandu. Ndiaye in palleggio. Sono due De Lussu attaccate a Dibona e Canova, allora c'è spazio per Piras, poi Mastino, grande apertura di contropiede per Satta, si va da De Lussu che salta Dibona, la mette in rete, palla De Lussu, e si prosegue sui binari dell'equilibrio. 14-13 per le leonesse. Piras in palleggio, Ndiaye ora per Piras, per il suo numero 9, ora per Piras, nata fallosamente da Idili. Sono 2 minuti anche per il numero 5 in maglia gialla. Doppia inferiorità numerica. Ora Canova da Dibona. Ndiaye ora per il suo numero 17, c'è spazio in ala per Cinzia Canova, schiaccia a terra il 15-13 a 20 minuti, tondi alla sirena finale. Sembra essere arrivata la scossa in casa Lions dopo il problematico inizio di secondo tempo, in cui il Sardegna Handball Team aveva riequilibrato la contesa con un ottimo parziale in uscita dagli spogliatoi. Rientra Mazzitelli, Canova da Dibona, Ndiaye, Dibona, Canova da Scanu. Ndiaye si impegna, riesce a controllare questo pallone, serve Cristina Piras che non sbaglia. Ristabilito il +3. Qui le due squadre erano andate negli spogliatoi. De Lussu, Satta da Sandu. De Lussu fermata da Canova, pallone rimesso in gioco da Marras, si alza Satta, dice di no Giona, poi il gol di Roberta Riu. Nuovo -2 per il Sardegna Handball Team. Ora Ndiaye da Canova, si muove sui 6 metri Mazzitelli, ristabilita la parità numerica. Dibona da Ndiaye e si infila tra Satta e Sandu. Ora segno a 16enne Fatou Ndiaye. Zorda, De Lussu, Satta, un palleggio e poi via da Sandu. De Lussu, Marras, fischio contro l'attacco, palla persa per il Sardegna Handball Team.
Allora si riparte dalle mani di Giona, si arriva a quelle di Canova passando da Dibona, di Aie, ancora Dibona. Canova, sale il solito blocco Mazzitelli, Dibona anticipata da Delusso, corre in contropiede del Sardegna Handball Team. C'è il gol di Paola Delusso. Nulla è servito il tentativo di fermarla, portato da Dibona. 17-15. Canova Dandiaie, ecco Piras. Si cerca Mazzitelli sui 6 metri, poi Canova non riesce a controllare questo pallone. Allora Mastino per Satta, taglio di Delusso, legge bene la linea di passaggio, recupera palla Mazzitelli, poi c'è il fallo per impedire il contropiede, ferma la partita Pastor. 17-15 per le sue ragazze contro il Sardegna Handball Team di Barbara Tetti. Prendiamo anche noi una piccola pausa. (16 minuti 19 secondi alla sirena finale). Lions avanti 17-15 contro il Sardegna Handball Team. Seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Tornata di campionato che si completa con gli incroci tra Leonessa Brescia e Cassano Magnago e Dosso Buono contro Ferrarin. Girone A6 all'italiana, poi c'è la fase a orologio prima di entrare la fase clou della stagione. La stagione è appena iniziata, che per quello che riguarda la squadra ora palla in mano. Vedete le Lions protagoniste in tutte le sue partite interne sugli schermi e sulle frequenze di Diretta Sport, sempre più casa dell'handball isolano. 15-34 all'epilogo, 17-15. Satta che pasticcia, finora una prestazione tutt'altro che memorabile quella del numero 78. Attenzione, darle troppa confidenza. Delusso per Zorda, fa saltare il muro avversario, poi sceglie De Murtas. Attacco Sardegna Handball Team che termina con una palla persa. Canova, Dibona per Ndiaye sul muro di Satta, giocata difensiva del numero 78, corre in contropiede del Sardegna Handball Team. Pasticcio qua in palleggio di De Murtas, si divora di fatto la ghiotta chance di dimezzare il vantaggio, di portare sé e le sue compagne sul -1. Mazzitelli Dandiaie, Canova, taglio di Mazzitelli, Canova non riesce a servirla, sceglie Sara Scani. Mastino e dirle di no. Da parte Satta in palleggio, altro sfondamento preso da Canova. Canova, protagonista della giocata difensiva, lei che è anche la miglior realizzatrice in casa Lions e della partita a quota 6. Ndiaye da Canova, sale Piras, si va da Dibona, Canova, da Scanu, spazio per il numero 5, disturbata in maniera ritenuta regolare da Delusso, intervento non impossibile per Mastino. Allora Satta in palleggio dall'altra parte, Delusso da Zorda, De Murtas, Satta, Delusso per Zorda, dirle di no Giona.
con perfezione il recupero Piras. Zorda De Lussu ancora per il suo numero 29. Buca l'anticipo di Bona, De Lussu non trova l'abbrivio per sfruttare il vantaggio servendo Satta. Si rammarica. C'è un'altra chance offensiva per il Sardegna Handball Team. De Lussu da Satta, si alza il numero 78, Giona, a dirle di no sul primo palo, stavolta protetto bene l'estremo difensore trentenne della squadra di Pastor. Ndiaye da Canova, Ndiaye in palleggio per il numero 14, Mastino col piedone a negare il settimo gol della partita del numero 14. Riu schiaccia a terra sui 6 metri, là dove la Murtas viene fermata da Piras. Di fatto la manda per le terre, 7 metri per il Sardegna Handball Team. Subito a scoprire chi si incaricherà della battuta. Rientra il numero 20 Marta Marras. C'è il debutto nella partita di Veronica Furesi, che proverà a neutralizzare il tentativo di Marras. Va Marras, 17-16. Rientra Giona. Ora Scanu da centrale. Scambiare con Ndiaye, la chiamata in attacco, sale Mazzitelli, si butta dentro Scanu, torna in ala a sinistra, poi Ndiaye salta la diretta avversaria, vale il gol del numero 9, si rimane dunque sul 17-16 dall'altra parte. Riu sul palo. Ndiaye, Scanu, Ndiaye, para per il numero 5, Canova, Mazzitelli, Canova, allontana un po', a forzare la conclusione, Paramastino, ultimi 11 minuti scarsi di partita. Equilibrio regna in questo derby. Satta da Sandu, De Lussu, Idili da Zorda, De Lussu ancora per Satta che si libera dalla guardia avversaria, saltando Mazzitelli, ci mette una pezza di Bona. De Lussu, Idili da Zorda, giocano a 2. 5-29, la parata di Giona. Allora Scanu da Ndiaye. Ndiaye da Canova. Si muove Mazzitelli. Si occupa di lì Riu. Canova, Scanu per Fatou Ndiaye. In ala c'è Piras, chiama palla. Ancora dal numero 9, poi Scanu, si va in ala da Di Bona, situazione problematica, palla bassa per il numero 17, fermata fallosamente da Riu. Ancora Lions in attacco, con Scanu da Ndiaye, Canova, ora per il numero 5, si apre la difesa del Sardegna Handball Team, non si fa pregare e si infila a Sara Scanu. Col primo gol del numero 5, nuovo +2 per le Lions. Si ferma la partita del Pala Sant'Olu, 18-16 per la squadra di Pastor. Ci fermiamo anche noi.
Non senti l'ululato? Metigio Expo apre i cancelli e torna con la sua terza edizione. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tensu Struttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla 2 giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a quattro zampe. Cerca Meticcio Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolvia@virgilio.it. Per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a quattro zampe. Ti aspettiamo! Ultimi 9 minuti e 3 secondi, Lions Sassari 18, Sardegna Handball Team 16. Rapidamente a riepilogarvi, marcatrice della sfida, in casa Lions 6 gol per Canova, 4 a testa per Ndiaye di Bona, 3 per Piras, 1 per Scanu. Per la squadra di Barbara Tetti ci sono le 4 reti di Delussu, Idili e Sandu, 3 per Marras, 1 per Riu. Entrambe le squadre hanno mandato a bersaglio 5 differenti giocatrici. Zorda da Sandu, Delussu in ala da Idili che batte Ndiaye, riesce comunque a disturbare nella conclusione. La parata di Giona che non trova l'apertura rapida di contropiede, allora va con maggiore giudizio e sicurezza da Ndiaye. Scanu che poc'anzi ha trovato il primo gol della sua partita. Tale Mazzitelli non riceve. Sandu faccia a faccia con Canova, allora c'è spazio sui 6 metri per Scanu che salta a Zorda. Ha preso gusto il numero 5, 19-16. E a 8 minuti dalla fine il solco potrebbe essere importante. Non è d'accordo Paola Delussu. 19-17. Ndiaye da Piras. Scanu, Ndiaye finge di andare da Mazzitelli, poi rischia anche lo sfondamento dell'irregolarità e della difesa. Stiamo entrando nella fase caldissima della partita, 7-24 al termine, 2 gol di vantaggio per chi attacca. Scanu trova Mazzitelli sui 6 metri, schiaccia a terra tra le gambe di Marianna Mastino, qui si fa male. Valeria Mazzitelli riesce comunque a recuperare la posizione difensiva, se appare ancora claudicante. Si scalda anche il Palasantoru. Marras da Sandu, il taglio di Idili, c'è modo per servirla, e allora pallone è per Sandu. Buon lavoro qua in difesa di Scanu, forza la palla persa. Ndiaye per Scanu, per Mazzitelli, dal suo numero 5, si butta dentro ancora una volta con sfrontatezza. Sarà Scanu. Ndiaye infilarsi tra Sata e Idili, era possesso per Leonesse. Scanu da Ndiaye, sale Mazzitelli, va Scanu e con Ndiaye c'è spazio in ala per Piras, perde la maniglia, conclusione che termina lontanissima dalla porta difesa da Mastino. Sardegna Handball Team con un attacco importante. Satta sui 6 metri per Delussu, fermata fallosamente da Canova. 2 minuti per il numero 14 in maglia verde. Gioco fermo di Bona a catechizzare Ndiaye. Dai 7 metri c'è Marta Marras, conclusione al lato, c'è neanche bisogno dell'intervento di Giona. Ndiaye una volta con
ha preso non perfetta, non paga comunque Dazio, giocatrice di origini senegalesi. Scanu per Ndiaye. In questo momento ci sono due 2003 in campo in casa Lions. Arriva però la palla persa da parte delle ragazze in verde. Pastor chiama a gran voce il rientro difensivo, il muro di Dibone. Metri già battuto da Riu. Marras da Marras per Delussi. Satta in ala per Idili, trova modo di tirare, allora Satta prova a sbloccarsi, Giona a negare la gioia del primo gol della partita. La Lions in attacco per portarsi sul +4. Distacco che sarebbe pesantissimo visto il poco tempo che separa le due squadre alla sirena finale. Mazzitelli sul palo, dall'altra parte Satta, c'è Idili in ala, eccolo il servizio per il numero 5 che corre bene in campo, mette a referto il quinto gol della sua partita. 20-18, c'è ancora vita per le ragazze di Barbara Tetti. Ndiaye, Piras in palleggio, Scanu, Ndiaye, Scanu va da Mazzitelli, Ndiaye, Piras, collassa la difesa del Sardegna Handball Team. 9 metri già eseguito da Mazzitelli, da Ndiaye il taglio sui 6 metri. Una posizione di doppio pivot di Bona ignorata, si infila Piras. Palla persa per le Lions, dall'altra parte Satta che trova nel momento più importante della partita il modo di sbloccarsi. -1 per il Sardegna Handball Team. Lions passate rapidamente dalla possibilità di portarsi sul +4 a quella di vedersi quasi riagganciate. Mazzitelli va a giocare a due con Scanu, palla persa per il Sardegna Handball Team. Satta fa correre Delussi in contropiede, poi Mazzitelli a rubar palla, rimane a terra Delussu, si attarda nel rientro. Ghiotta chance per pareggiare la partita, sciupata al Sardegna Handball Team. Si ferma di nuovo la gara al Pala Sant'Olu. 20-19 per le Lions. Noi ci fermiamo per l'ultima volta. Ultimi 120 secondi di partita dal Pala Sant'Olu di Sassari. Lions Handball Sassari 20, Sardegna Handball Team 19. Derby che dunque si deciderà nelle fasi finali. Lions che, come raccontavamo poc'anzi, hanno attaccato con la possibilità di andare sul +4. Ora si ritrovano in vantaggio di una sola lunghezza, poco prima del time out. Delussu
sciupare la possibilità di andare sul 20 pari, così come Mazzitelli a trovare solo la traversa. Dall'altra parte Domenica Satta per il pareggio a quota 20. Ultimo minuto e 40 secondi, si infiamma il Palasantoru. Ndiaye, Dascanu, cercare Mazzitelli, protagonista in negativo nell'ultimo attacco della Lions, con la conclusione che è finita sulla traversa. Sardegna Handball Team che non ha sciupato l'altra chance, dall'altra parte Scanu, disturbata in maniera fallosa da parte di Satta, che finisce anzitempo la sua partita. 2 minuti per il numero 78, rimane a terra Sara Scanu, pare molto dolorante. Si rialza il numero 5, fortuna poco più di un grande spavento dopo il contatto duro con Satta. Brutta perdita per il Sardegna Handball Team per questi ultimi 74 secondi di partita. Dai 7 metri Fatundiaye per riportare la Lions sul +1, lo fa esplodere il Palasantoru. Fatundiaye ai 7 metri, 21-20, ultimo giro di orologio, stavolta a fermare la partita è Barbara Tetti. 1 minuto e 1 secondo al termine, la squadra di Pastor è avanti con il punteggio di 21-20. Noi ad approfittare del time out per ricordarvi le marcatrici della sfida. Quota 6 c'è Canova per le Lions, 5 reti di Ndiaye, 4 di Dibona, 3 di Piras, 2 di Scanu, un gol per Valeria Mazzitelli. Per il Sardegna Handball Team 5 gol a testa per Delusu Eidili, 4 per Sandu, 3 per Marras, 2 per Satta, 1 per Riu. Le squadre sono rientrate sul terreno di gioco, 1 minuto e 1 secondo. Sardegna Handball Team con la palla in mano per pareggiare la partita. Si gioca l'extra player. Barbara Tetti, poco da difendere in questo minuto e 1 secondo. Dopo il 2 minuti di Satta sceglie di attaccare in parità numerica, lasciando la porta sguarnita. Sandu da Marras per Delusu, Zorda con la palla persa, sanguinoso errore di Piera Zorda. Rientra Mastino tra i pali del Sardegna Handball Team a gestire, per quanto consentito dal regolamento, il possesso. La squadra di Pastor. Dibona, Dascanu, 23 secondi al termine, superfluo dire che un gol chiuderebbe la partita. Ndiaye, Mastino a tenere in vita le speranze del Sardegna Handball Team. Ultimo attacco della partita, Zorda per Riu, Delusu, palla un pelo arretrata, il disturbo falloso della coppia di Bonacanova. 3 secondi alla fine, prova Zorda, Idili per l'ultimo tentativo della partita che si chiude con lo sfondamento di Fabiana Idili. Vincono le Lions contro il Sardegna Handball Team 21-20, il risultato finale della stracittadina del Palasantoru di Sassari. Dunque i primi 2 punti stagionali per la squadra in maglia verde, rimane ancorata a quota 0 il Sardegna Handball Team. Io ringrazio Andrea Faris per le preziose immagini che ci hanno raccontato il derby sassarese dal Palasantoru. Ricordo per l'ultima volta il punteggio finale: Lions Handball Sassari 21, Sardegna Handball Team 20. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.